Buonasera a tutti, io sono Paola Locci, sono il direttore del GAL BMG, distretto Barbaggio, Mandrolisai, Gennargentu, e prima sono direttore da aprile di quest'anno e prima mi sono sempre occupata sia di sviluppo aziendale che di sviluppo dei territori. E per chi non sapesse che cos'è un GAL, diciamo che un GAL, un gruppo di azione locale, è una fondazione di partecipazione pubblico-privata che si occupa di sviluppo dei territori. Lo facciamo definendo una programmazione dal basso su quello che noi intendiamo come sviluppo dei territori e poi si fanno una serie di azioni a livello locale che incentivano la realizzazione di queste azioni. Ad esempio, una delle cose per cui sono conosciuti i GAL sono i bandi, no, di implementazione, per cui si danno degli incentivi affinché il territorio, riesca ad implementare quella che è la strategia di sviluppo territoriale. Quello che però noi pensiamo sia in realtà un GAL è una vera e propria agenzia di sviluppo e questo vuol dire che più che un bandificio in realtà è un laboratorio ed è un laboratorio che si occupa anche di artigiani, anche di tutti quei saperi che piano piano vengono o si stanno disperdendo nel territorio e lo fa in un'ottica di innovazione, in un'ottica di evoluzione e lo fa soprattutto per riattivare quella che è un'economia locale partendo dal basso, partendo da quello che c'è, no? Ma essendo anche abbastanza ambiziosi, perché è importante avere un GAL del centro della Sardegna, no? Un po' del cuore di questo territorio e dire che senso ha fare tutto questo e riattivare un'economia come quella, e che se si riattiva il cuore, no? Si riattiva un po' tutto il percorso. Quindi quando io sono arrivata, noi ad ottobre siamo stati invitati alla Guangxi Design Week. La Guangxi Design Week dal 23 al 29 ottobre è una delle fiere di design più importanti della Cina e questo è stato realizzato grazie al contributo del solo territorio. Siamo molto, molto orgogliosi di aver rappresentato la Sardegna in questa occasione perché siamo stati l'unico territorio italiano invitato con questo tema Innovation of the Tradition, che a me però piace sempre dire di più che innovazione della tradizione, innovazione nella tradizione, no? E quindi abbiamo preso coraggio perché comunque siamo un territorio piccolo e ci confrontavamo con un gigante molto grande come la Cina, no? Quindi c'erano i dubbi, ma noi in Cina che cosa andiamo a fare? E questo invece, tutto questo ci ha proiettato in una manifestazione che era appunto una Design Week. Una Design Week non è una fiera normale, è una fiera dove praticamente si firmano accordi di collaborazione, patti di innovazione che abbiamo firmato per partecipare a tutte le altre Design Week nei prossimi anni, dove soprattutto ci si confronta con persone diverse, ci sono dei talks e quindi abbiamo soprattutto portato l'esempio e il racconto di quello che è il nostro territorio in un'altra dimensione. È stata un'opportunità anche per riscoprirci, no? Oltre che per raccontare agli altri che cosa eravamo, e quindi questi spazi, per esempio questo è uno dei membri del consiglio di amministrazione del GAL che faceva un intervento appunto sul nostro territorio confrontandosi con altri. Quello che ci hanno dato era uno spazio immenso perché sono piaciute le nostre opere che tra l'altro in rappresentanza sono qui oggi alla mostra con Studio Prata, quindi con i tappeti di Salule che se non avete visto vi invito ad andare a vedere perché c'è un'evoluzione molto grande di questo prodotto, sono degli arazzi rivisti in ottica innovativa, quindi hanno visto alcuni pezzi e ci hanno detto ok, vi diamo 100 metri quadri per raccontarci questo territorio attraverso l'artigianato. E quindi qui è stata la sfida più grande, cioè ci siamo messi due domande importanti. La prima, che cosa vuol dire raccontare il territorio attraverso l'artigianato? No? Che senso ha? E soprattutto, che cosa si racconta a un pubblico così diverso, a un'audience così diversa dalla tua, che non ha idea di quello che un campanaccio può essere, no? Che noi utilizziamo per gli animali e magari loro per altre cose. Cioè, la prima cosa era, ok, che cosa vuol dire raccontare un territorio attraverso l'artigianato, no? Quindi attraverso i materiali, attraverso che il luogo, attraverso tutta quella che è anche la nostra identità, perché parliamoci chiaro, poi queste cose sono molto relazionate. Nel nostro territorio si parte da materiali, da cose concrete, gli artigiani del nostro territorio lavorano il sughero, lavorano la lana, cose che sono proprie del nostro territorio, no? E quindi cosa vuol dire raccontarlo a un pubblico completamente diverso? Che significato ha? Ma soprattutto la sfida più grande era come facciamo a raccontare questa cosa in modo dinamico?
dinamico, ok? In un modo che non è statico, perché comunque io posso raccontare l'artigianato in modo statico e magari posso vederlo anche così, però per noi questo, più che artigianato, quando lo vedo in una teca è artigiamorto, ok? Perché non serve più a nessuno. E quindi da qui è venuto poi lo sforzo grande che abbiamo fatto, che era quello che concetto portiamo in Cina? E abbiamo voluto portare un concetto che è tipico dei nostri paesi, quello della piazza aperta, perché comunque noi volevamo che questo fosse un luogo di scambio, un luogo in cui i video raccontassero del nostro territorio, ma le persone si potessero sedere, parlare con noi, partire a raccontare tutta quella che era l'evoluzione, cioè dai materiali tipici, quindi la lana, che deriva direttamente dall'allevamento delle pecore, che è un elemento identificativo tipico del nostro territorio, a quello che poi erano, diciamo, i prodotti e gli oggetti finali che abbiamo portato in ottica innovativa. Quindi noi volevamo una piazza di scambio, una piazza in cui fosse rappresentato il cuore della Sardegna, che forse per la Cina è più il cuore del Mediterraneo, perché molti non sapevano neanche dov'era la Sardegna nella cartina, e quindi abbiamo voluto fare questo, cioè scambiarlo. Volevamo un luogo vivo, ok? Un luogo che raccontasse di noi e dove ognuno soprattutto interpretasse questo luogo anche a modo suo. Non abbiamo messo molta didascalia o molta narrativa sulle cose, perché comunque ciascuno deve essere anche libero di interpretare quell'oggetto o quella determinata cosa come meglio crede, no? Come meglio pensa. E a questo proposito, per esempio, ci è piaciuta molto l'interpretazione che i cinesi hanno dato del nostro campanaccio, e vorrei farvela vedere. Ok, allora per noi, insomma, quelli che abbiamo visto a che cosa serve un campanaccio viene legato tantissimo a quello che è l'allevamento, quindi al riconoscimento degli animali, eccetera. Invece siamo arrivati in questa regione, che è la regione di Guangxi, nel sud della Cina, Nanning, dove esistevano delle cose simili, ma loro immediatamente li hanno interpretati come strumenti musicali. Perché è uno strumento musicale di fatto quello che stiamo utilizzando, e quindi diciamo questo ci ricollega un po' anche a quello che abbiamo voluto fare noi. Quando abbiamo deciso che racconto fare del territorio, abbiamo detto vogliamo partire dagli elementi identificativi. Sicuramente uno degli elementi identificativi del mio territorio, forse il più identificativo, è questo, per passare alla lana prodotta dagli artigiani. Questi sono i materiali di Savoldo, la Robbia di Azzara, che fa tinture naturali, per poi passare all'evoluzione di quello che è, diciamo, il tappeto di Sarule, che potete vedere nella mostra, che invece è diventato un arazzo, e in questa collezione in particolare si ispira a quello che è, diciamo, la tradizione, diciamo, l'abito tradizionale sardo, però completamente rivisto, perché comunque diciamo, il tema vero, no? È quello dell'artigianato, è questo, e sta nella parola evoluzione. Se noi ci pensiamo, se c'è una cosa certa nel mondo, è che se c'è stata evoluzione nel mondo è stata grazie agli artigiani. Quando, diciamo, nella preistoria si sono inventati i primi utensili, era perché noi avevamo delle necessità che hanno sviluppato gli artigiani. E non dimentichiamoci neanche che durante il Rinascimento i veri artisti nascono nelle botteghe artigiane, e se vogliamo le basi del mondo di oggi, quelle digitali, sono fatte da artigiani che si chiamano artigiani digitali, che hanno inventato anche sistemi aperti come Linux, dove c'è tantissima contaminazione, dove la gente prende, scambia informazioni, ok? Anche online, perché? Per fare che cosa? Per produrre degli oggetti che sono utili al mondo di oggi. Ecco, allora io penso che quello che ci ha fatto capire questa manifestazione, ma anche quello con cui, cioè la filosofia che noi vogliamo utilizzare con i nostri artigiani, è che il prodotto che fanno gli artigiani oggi deve evolvere e deve innovarsi, e lo deve fare perché questo deve essere un prodotto per il mondo contemporaneo, perché se non esiste un'economia intorno a questo è artigiamorto. E questo lo si può fare soltanto, e oggi me ne avete dato l'esempio in tanti, se uniamo le forze, quelle dell'artigianato più quelle del design, perché l'artigianato ci dà tutta quella conoscenza dei materiali, del sapere delle mani, diciamo della tradizione, ma non bisogna rilegarlo a questo o lasciarlo a una copia di cose classiche, quindi preserviamo la tradizione in quanto tale. No, perché questo sarebbe far morire
l'artigianato. Quello che dobbiamo fare invece è ripristinare l'estro creativo, che è tipico del design, che è quello che ci aiuta ad andare in altri mondi, anche lontani come la Cina, capire cosa loro vogliono, come lo interpretano, e poi tornare e produrre per loro o per chiunque altro degli oggetti, dei materiali di scambio, delle cose funzionali al mondo di oggi e soprattutto al mondo di oggi. Ed è solo così che, secondo me, potremo continuare a raccontare il nostro territorio nel centro Sardegna, in centro Italia, ma dappertutto, e magari daremo anche il nome a nuove piazze che ancora non ce l'hanno. Grazie a tutti.